Ciao ragazzi, il crepuscolo è da sempre una fonte di ispirazione per la poesia, ma anche per il vino, e spesso sono la stessa cosa. Mi trovo a Villimpenta nel Mantovano, in un territorio che è immediatamente a ridosso della provincia di Verona ed è tradizionalmente vocato ad un'agricoltura per così dire classica, quindi frutta, verdura, seminativi finalizzati in particolar modo all'allevamento bovino. Ma per una famiglia, i Gorzoni, che vive in questa terra e di questa terra praticamente da sempre, le potenzialità potevano essere ben altre. E infatti qui mi trovo nella loro cantina, perché come vedete loro sono vignaioli, coltivano la vigna e soprattutto producono quindi il vino, il Lambrusco in particolare. Che significava all'epoca, parliamo insomma di circa una quindicina di anni fa, significava all'epoca andare un po' controcorrente rispetto ai canoni classici dell'agricoltura che qui si praticava. Ed è proprio questo l'aspetto che mi ha spinto a venire qui per conoscere, per parlare con loro, per raccontare una storia professionale che quando iniziò nel vino sicuramente andava controcorrente perché era duplice il rischio a cui andavano incontro. Da un lato quello classico di impresa quando si comincia un'attività e dall'altro quello di apparire sconsiderati perché si andava un po' controcorrente. E quindi quella che si prefigurava per loro era soprattutto una sfida col destino. Fabrizio, torniamo al 2010. Sì. Cosa successe? È successo che il parroco del paese ha ereditato un pezzo di terra, è venuto a ereditare da una signora che è venuta a mancare. E, era vicino alla nostra e mi ha chiesto se ci interessava quel terreno lì. Allora ho avuto subito, siamo stati un attimino lì così, dopo ci siamo messi d'accordo, sai i parroci, un po' difficile mettersi d'accordo sempre, però è andata tutta dritta, ci siamo messi d'accordo e abbiamo acquistato quel pezzettino di terreno lì. Vicino a quel pezzo di terreno lì c'era un altro pezzo di terreno che già che capitava la vendita di quello lì, un signore molto anziano ha preso la palla al balzo e ci ha chiesto se ci interessava anche quel terreno lì. Siamo messi d'accordo che lì c'era un vigneto vecchio, molto vecchio proprio così, che abbiamo vinificato una volta o due, no, vendemmiato, non vinificato, ma vendemmiato una volta o due e basta. Dopo siamo andati, l'intenzione era tirarlo via, siamo andati in associazione e l'associazione ci ha detto ma perché fai una riconversione vigneti, che è una bella occasione in questo momento. E da lì è nato tutto, abbiamo messo un vignetino nuovo e ci siamo un po' appassionati e dopo abbiamo piantato l'altro vigneto in quella del prete, molto probabilmente, e da lì siamo partiti, adesso siamo sui quasi 7 ettari, 6 ettari circa di vigneto. Come sono stati gli inizi? L'inizio è stato che sempre un signore che viene a darmi una mano ci ha dato dell'attrezzatura del suo papà così. E allora io e mia moglie abbiamo provato a fare una damigiana di vino, tribulando con tutta roba vecchia, il primo anno così. Insomma, animata strada ed era proprio buona quella damigiana lì. Mi ha detto, lì, per fin possibile una bella damigiana di vino. L'anno dopo ci siamo presi una cisterna in acciaio di 5 ettolitri e l'abbiamo rifatto. E l'anno dopo era ancora buono. Allora ho detto, se è mia la fortuna, saremmo anche un pochettino bravini da farlo. E da lì è partita la passione proprio. Il fine settimana andavamo molto in giro a vedere le cantine, le vinificazioni, tutte quelle robe lì se ne vede sia su Mantova che Verona, ma anche su Modena. Perché ci siamo veramente appassionati. E macatà della gente che ti diceva subito le cose, come macatà della gente che brigava, specialmente dei vecchiotti, che brigava tanto a dirti la verità di come vinificare su certe caratteristiche, come fare, insomma, specialmente anche il passito, le mie tanto facili, i che impiega tanto, però siamo riusciti piano piano a capire un po' come vinificare. Perché hai creduto in questo territorio per fare il vino? Perché credevi nel vino? Diciamo che è stata per caso questa qua, la passione è tanta, cioè proprio la passione è venuta dentro di noi, dentro di me, Quindi dentro è cresciuta della famiglia, piano piano. ed è cresciuta piano piano e sembra impossibile una volta che sei dentro e fai fatica a tornare indietro, un passo dopo l'altro, non so, sembra impossibile ma non sei più capace di tornare indietro. I risultati dunque arrivarono fin da subito e molto incoraggianti. Partirono sì con le damigiane, poi arrivò la cisterna,
Piano piano si pensò anche all'espansione dei vigneti, quindi la superficie evitata, ma contestualmente si perfezionarono sia le pratiche agronomiche in campo sia le tecniche enologiche in cantina, dando vita così a dei prodotti sempre più raffinati che il mercato ogni anno premiava in maniera sempre più importante e significativa, sicuramente uno sprone per continuare ad andare avanti. Ma c'era anche un altro fattore in particolar modo per Fabrizio che piano piano con gli anni si è fatto vivo e ha preso piede, ovvero la considerazione del fatto che lui era destinato a non rimanere più da solo in azienda. Quando sei arrivato in azienda, Matteo? Allora, io sono sempre stato in azienda, diciamo che però sono entrato attivamente dopo le superiori, quindi nel 2019-2020, perché prima davo solo una mano a mio papà ogni tanto qua e là, e dopo ho cominciato invece proprio a lavorare, a essere più presente in azienda. Ma tu hai comunque un percorso formativo specifico, o sbaglio? Sì, esatto, io ho fatto l'Università di Enologia a Verona e quindi una università triennale che mi ha dato una mano proprio a capire di più anche il mondo del vino e quant'altro, e insieme a mio papà anche abbiamo fatto diverse degustazioni, diverse visite alle cantine, quindi abbiamo unito sia la parte teorica che anche la pratica per Certo. aumentare. Tu sei giovane, un ragazzo giovane, appena laureato, eccetera. Cosa hai portato di tuo all'interno di un'azienda che fa vino? Allora, di mio, diciamo che ho portato dei miglioramenti sui prodotti che già avevamo, e con lo studio e l'esperienza sono riuscito a fare dei prodotti più puliti, anche più comunque qualcosa di nuovo, di diverso. Inoltre dall'anno scorso ho fatto anche una nuova bottiglia, una nuova etichetta, un vino bianco fermo, e questo qui è stata la prima bottiglia che ho fatto da solo, e adesso col tempo vediamo, avevo in mente di fare anche magari una bollicina bianca, ma è ancora tutto Certo. in fase di sperimentazione. Però a livello di sperimentazione c'è questo lambrusco rosato e barricato che è veramente una rarità, credo, no? Sì, esatto, ho deciso anche di provare a fare una piccola quantità di rosato fermo in barrique, in botte di legno di rovere francese, ed è uscito sorprendentemente bene, e diciamo che ho fatto assaggiare qualche corso di degustazione a qualche persona ed è piaciuto, perché con il legno diventa un po' più morbido, più rotondo e è più piacevole. Quindi si può ancora inventare qualcosa nel vino. Sì, si può, anzi no, diciamo che si può sempre inventare nel vino, perché ci sono tante varietà di uva, ci sono tanti metodi di lavorazione, dunque si può sempre produrre un vino nuovo e diverso da tutti gli altri che ci sono già. La vita di questa azienda e di questa famiglia conobbe quindi una trasformazione radicale, perché fino a quel momento Fabrizio in particolare aveva un'attività pura agricola completamente diversa, coltivava i pioppi, attività che comunque porta avanti tuttora. Ma l'avvento della cantina ha implicato anche una trasformazione profonda, non soltanto nella tecnica, nella pratica agricola vera e propria, ma anche nei rapporti professionali conseguenti a questa scelta di attività. Perché si trattava di instaurare dei rapporti professionali non più e non solo con dei fornitori o con degli addetti ai lavori, ma con il pubblico, con la gente comune. Si trattava cioè di aprire le porte di casa, far entrare la gente, quindi avere una cantina significava cominciare a organizzare degustazioni, assaggi, piccoli eventi, aprire le porte di casa. Avviare anche delle collaborazioni, come per esempio quelle con Mattia, che tra poco conoscerete. Insomma, questo forse è stato uno dei cambiamenti più importanti per questa famiglia. Com'è stato cambiare, Fabrizio, da gestore di Pioppeti a vignaiolo? È stata dura, diciamo che non è stato un cambiamento radicale, perché attualmente l'attività c'è ancora, però trovarsi con le persone di fronte, parlare, confrontarsi non è stato molto, la mia sta facile, neanche un pochettino, perché fondamentalmente mi chiamavo piantapioppe e ciò sono rimasto quello, diciamo. Però piano piano la gente ha capito, io ho visto che insomma ci siamo appassionati, che mi imparava un pochettino a fare che mestiere qui, tanto che tanti anziani vengono, tanta gente viene qua a farsi aggiustare il vino, a far vedere se è buono, nasar, mia nasar, che le robe di così.
E è stata veramente dura quella lì, perché il carattere che ho non è molto aperto e confrontarsi con la gente ci ho impiegato un po' di anni. E quanto ha contato in tutto questo il supporto della tua famiglia? Questo ha contato molto davvero, e i figli hanno contato anche loro, però erano piccolini allora. E invece la moglie è stata proprio di supporto davvero, perché primo siamo andati in giro assieme, mi ha aiutato anche le prime vinificazioni, le abbiamo fatte assieme. E poi non mi ha mai messo i pali fra le ruote, ha sempre detto dai che te la fai, dai che la ferma, dai che te la fai, e veramente proprio devo ringraziarla su tutto questo. Com'è nata la collaborazione con Mattia? Allora, la collaborazione con Mattia è nata perché mio papà conosceva molto bene, lo conosce molto bene, lui e anche suo papà, e da un sacco di anni, e quindi si dice che quindi lui fa il riso, e si dice che il riso nasce nell'acqua e muore nel vino. Io preferisco dire che muore nell'ambrusco. Giustamente. Giustamente, esatto. Siamo qua. Che abbinamenti abbiamo creato, Mattia? Oggi abbiamo fatto 2 risottini, uno all'ortica che abbiniamo a un vino rosato e un vino bianco, sempre linea Borzoni. Si sposano molto bene la bollicina che ha con il gusto erboso del risottino. Invece lì abbiamo una salsiccia di zucca come secondo risotto, con sentori di maiale e la zucca leggermente dolce, si abbina benissimo alla fragranza del lambrusco rosso che abbiamo lì davanti. È facile essere creativi con questi vini? Sì, insomma, è facile, quando c'è un prodotto buono si può sfruttare molto bene. Eccoli qua i Gorzoni, e anche qui, anche stavolta, si è concretizzata la sindrome di ti porto io. Quando si lavora gli in due, quando è l'ora da mangiare arriva tutti. Come mai, Brigitte? Come mai sta cosa? Perché qua il cibo buono e il vino buono non manca. E chi è che li fa questa roba qua? Beh, insomma, un po' io, un po' le ragazze, un po' Fabrizio e poco Matteo. Però mangia lo stesso. Mangiare mangia. Un bravo ragazzo, Te lo dai. posso assicurare, sì. Ragazzi, se passate da queste parti, se dovete passare, ma anche se non dovete passarci, veniteci lo stesso, fate una tappa qui dai Gorzoni, perché troverete questa roba qua, i vini buoni e soprattutto il calore di una famiglia bella, con tanto impegno, con tanto amore per quello che fanno. Me lo so guadagnare, vero? Sì. Allora adesso cominciamo, dai. Dai. Scusate le spalle.